Ciao! In questo video ti voglio far vedere l'uso del foam roller e di come ti può essere utile nel mal di schiena cronico, nelle rigidità dovute a posture persistenti, nel rilascio miofasciale, nella postura, nella prevenzione agli infortuni, nella mobilità articolare e nel recupero post allenamento fatto in palestra. È da dire che questo piccolo ma grande attrezzo noi lo utilizziamo da oltre 15 anni con risultati straordinari ma soprattutto duraturi nel tempo. Il foam roller funziona come un automassaggio che ti permette di trattare una zona muscolarmente contratta o tesa perché determina il rilascio miofasciale. Ma che cos'è la fascia? La fascia la puoi immaginare come una ragnatela di tessuto connettivo che avvolge, che circonda e che sostiene muscoli e organi. Quando una parte di essa è disidratata produce dolore, produce anche dei nodi che alla palpazione sono dolorosi. Questo dolore si può irradiare anche in altri distretti del corpo, talvolta fino a compromettere anche la mobilità dell'articolazione, riducendone il movimento e creando appunto sempre tanta tensione e dolore. Per capire come funziona la fascia la possiamo paragonare a una spugna. La spugna quando è disidratata si sfalda, si spezza molto facilmente, quando invece è idratata la puoi comprimere, la puoi estendere, la puoi torcere, rimbalza, ovvero su di essa puoi esercitare delle pressioni importanti, tuttavia non si spezza. Per cui una fascia sana idratata funziona come una spugna molto ben idratata. Il foam roller ci permette dunque di andare a detendere questi nodi, a portare fluidi e liquidi e migliorare così il distretto di tensione. La sequenza di movimenti che adesso ti farò vedere è una sequenza creata e programmata su una persona concreta e reale, che tuttavia presenta delle patologie che coinvolgono purtroppo la maggior parte delle persone, dai più giovani ai meno giovani. È una persona sedentaria, dalle 6 alle 8 ore passa il suo tempo in ufficio, accusa un dolore diffuso su tutta la colonna e in modo particolare è accentuato nella zona dorsale. Dice la sua sensazione di sentirsi ingabbiata. In modo particolare la scapola destra presenta dei nodi e il dolore si irradia su tutto l'arto destro, che è poi l'arto di utilizzo del mouse. La sequenza che andrai a vedere è una sequenza ritmica molto fluida, coordinata alla respirazione, cioè è il frutto, il risultato finale di una serie di esercizi basici, propedeutici, spiegati gradatamente, che poi portano a questo risultato appunto di grandi aperture articolari. È da dire inoltre che il foam roller deve essere adattato a ogni singola persona, dopo aver fatto comunque una valutazione posturale e un'indagine anche sulle varie patologie. Soltanto così noi riusciamo a dare dei risultati certi e prolungati nel tempo a tutti coloro che si affidano alla nostra professionalità e alla nostra esperienza.
Ti ricordo che questo video lo trovi anche sul nostro sito, sul canale. Se vuoi lasciarmi dei messaggi, scrive pure lì sotto e ti posso rispondere ad eventuali domande, a delle curiosità riguardo ai nostri corsi e anche su WhatsApp. Ciao, grazie.